Seconda parte di Cronache Trevigiane dedicata a un argomento che sta entrando nel vivo, l'asparago di Badoere IGP, iniziata la stagione e c'è una novità, una prima rassegna di 9 ristoratori che si sono messi assieme e che faranno degustare in tanti modi, declinando ovviamente le ricette del territorio a seconda della loro sensibilità, in questo percorso accompagnato da chi? Da uno degli ideatori, il comune di Morgano, e abbiamo qui l'assessore alle attività produttive Rostirolla, grazie ovviamente all'agricoltura. Allora, un'idea che è piaciuta, un'idea che ha entusiasmato, e l'idea intelligente è quella di mettere insieme i produttori con i ristoratori e la Proloco. È un evento che nasce in particolare dall'avvento del marchio IGP ufficiale a titolo comunitario, per cui è un'attività di promozione che passa per un'economia di scala come quella dei ristoratori. È un'economia che è importante valorizzare perché chi ben mangia torna nel territorio e speriamo appunto che i visitatori e i turisti potranno tornare a visitare tutto il nostro territorio, non solo Badoere ma anche il territorio che compone e che fa parte del consorzio di tutela IGP. Quando cominciamo, Assessore? Cominciamo subito dal 31 di marzo e andiamo a concludere il 15 di maggio. In mezzo non dimentichiamo che c'è la prestigiosa festa del 1° maggio dedicata appunto all'asparago IGP di Badoere, per cui il contesto è assolutamente azzeccato. È troppo chiederle i nomi di questi, chiamiamoli cavalieri dell'asparago di Badoere IGP? Abbiamo il ristorante Il Garibaldino, il ristorante Il Mediterraneo, poi non dimentichiamo che ci sono anche 2 ristoranti che fanno parte della provincia di Padova e Treviso e nella fattispecie appunto sono l'antica osteria La Baracca e il ristorante Al Tempo Perso. Poi abbiamo il comune di Strana con il ristorante al Barco, abbiamo il comune di Treviso con il ristorante ai Mulini, abbiamo il comune di Vedelago con il ristorante al Munaron, abbiamo il comune di Quinto con l'agriturismo al Sile e abbiamo il ristorante sempre del comune di Quinto, il ristorante albergo BHR. Spero di non essermene dimenticato nessuno. Bisogna collaborare perché l'offerta a chi ci viene a trovare, a chi è il bacino, a qual è il bacino d'utenza del nostro territorio, è un'offerta che ha bisogno di una sinergia, non ha bisogno di campanili, non ha bisogno assolutamente di singolarismi, ma ha bisogno di un lavoro di squadra. Allora, io ringrazio davvero l'assessore Rostirolla, grazie, noi ci fermiamo qui, adesso ci guardiamo insieme questo servizio di Cronache Trevigiane e poi parleremo con il presidente del consorzio di tutela dell'asparago di Badoere per capire un po' la stagione, come si svolgerà, e poi scopriremo questa novità, un piatto mascotte che accompagnerà queste serate. A tra poco. All'antica fiera di San Gregorio non poteva mancare Altamarca, rappresentata dal direttore Gianpietro Comolli. Abbiamo colto l'occasione per fare un bilancio delle attività promosse dall'associazione e per parlare di alcune novità. I risultati sono molto buoni, l'attività a livello territoriale prosegue e logicamente anche la partecipazione oggi a Valdobbiadene con la presentazione dei nostri prodotti ne è un esempio, ma soprattutto continua il nostro lavoro fuori dal territorio come ambasciatori di questa pedemontana trevigiana. Abbiamo appena aperto il nuovo portale, è un tentativo di essere in piena responsabilità e in piena rappresentatività di questo territorio, ma nello stesso tempo ci fermiamo ad essere una associazione che svolge attività di valorizzazione e di promozione. Nell'Altamarca protagonista è la grande cucina, un'eccellenza garantita anche da una formazione professionale di qualità. Un esempio è la scuola di ristorazione DF di Valdobbiadene, che in occasione della fiera di San Gregorio ha presentato l'iniziativa Villa dei Sapori. Il professore di cucina Alcide Candiotto ci presenta i piatti. Noi per questo evento abbiamo creato 3 piatti un po' particolari, abbiamo sfruttato i prodotti tipici del territorio che ce ne dà in abbondanza e ricchezza e li abbiamo un po' presentati in chiave un po' particolare. Allora abbiamo presentato un cappuccino di patate con del baccalà mantecato e una polvere di caffè, poi abbiamo presentato un pane al cacao con il formaggio di malga e la Kenji e un risotto fritto, quindi fatto precedentemente e poi raffreddato fritto, con una soppressa marinata al prosecco. E rieccoci allora in questa stupenda rotonda a Badoere, in provincia di Treviso, terra di asparago di Badoere, bianco e verde, IGP. E non potevamo non incontrare il presidente del consorzio di tutela di questo splendido prodotto. Presidente, allora ci avviciniamo alla stagione, ormai è primavera, come sarà?
questa stagione? Ma effettivamente sono convinto che potrebbe essere un buon anno, certamente con la natura non ci può mai essere tranquilli, ma abbiamo iniziato abbastanza presto, di conseguenza la produzione si diluirà nel tempo. A differenza dell'anno scorso, che ricordo che il freddo aveva bloccato. Sì, l'anno scorso praticamente abbiamo iniziato verso il 3, il 4, il 5 di aprile, quest'anno l'8 di marzo, quindi qualcosa di meglio si prevede. E ci sono buone notizie anche da parte del consorzio di tutela, che se nel 2009 eravate in 5 produttori certificati a produrre IGP, oggi siete 30 soci e 18 certificatori. Anche questo è di buon auspicio, perché chiaramente noi negli anni, finché non abbiamo ottenuto l'IGP del marchio europeo, non è che abbiamo fatto molti proseliti, perché non li cercavamo neanche, in effetti non potevamo dare quello che non avevamo. Adesso si spera anche in un contesto, in un ritorno economico, per cui poi io sono convintissimo che i produttori sono molto sensibili all'aspetto economico, per cui dovremmo crescere ancora ulteriormente. Ecco, crescerete anche con l'aiuto dei ristoratori, bellissima questa nuova iniziativa, questa prima rassegna ovviamente dell'asparago di Badoere, con una decina di ristoratori, con una quindicina di serate, meglio di così? Questa è stata un'idea della Proloco di Badoere, del comune di Badoere, dell'assessore del comune, è un'idea che veramente ci conforta, perché l'asparago è un prodotto da mangiare, lo dobbiamo far mangiare alla gente, noi siamo sicuri che è un ottimo prodotto e quindi vorrei in qualche maniera che fosse utilizzato l'asparago, il mio sogno è che fosse utilizzato nella maniera tradizionale veneta, il classico piatto uova e asparagi, penso che convinca e potrà convincere tanta gente. Antonio Benozzi, grazie ovviamente di questa testimonianza. Noi ci fermiamo qui. Abbiamo detto che questi 9 ristoratori hanno creato un piatto mascotte con un nome particolare, una ricetta particolare. Ne parliamo dopo questo servizio di cronaca trevigiana, tra poco. Il vino di oggi è un Prosecco di Valdobbiadene di OCG, denominazione di origine controllata e garantita. L'azienda è l'azienda Bortolin Angelo Spumanti. Il vino di oggi è uno spumante brut, questo significa che ha un residuo zuccherino basso, ma certamente lo troveremo in equilibrio con una propria morbidezza. Il colore è certamente tipico di questo vitigno, il vitigno Prosecco, il vitigno che oggi chiamiamo glera. Questo giallo paglierino con questi bagliori anche un po' verdolini presenti. Presente anche questa effervescenza leggera, presente, fina e persistente. Al naso riconosciamo i sentori tipici di questo vino, questi sentori certamente legati al mondo della frutta come può essere la mela, la pera in particolare. Belli anche queste note un po' muschiate, vegetali finali. E questa rosa bianca, bella questa nota. Proviamolo in bocca. In bocca è certamente sapido, presente, persistente, lunga questa nota di acidità ma morbido. Quindi come dicevamo certamente un vino secco ma morbido. Bella questa sua persistenza. Direi un vino importante, equilibrato, certamente armonico, che potremo abbinarlo certamente a dei piatti primi importanti o antipasti importanti. Evviva! Oggi vi presento un vino dell'azienda agricola Andreola di Col San Martino. È un Valdobbiadene Prosecco superiore millesimato, per come dire che proviene da una stessa vendemmia, ma nello stesso tempo è anche proveniente da uve selezionate. Il vitigno di provenienza è totalmente glera. Alla vista è giallo paglierino intenso, con delle bollicine che salgono velocemente in superficie, fini, persistenti e anche numerose, brillante come valore. Il naso è ricco di frutta matura, la mela, la pera,
la pesca bianca, la pesca gialla, ma in ogni caso si notano anche queste reazioni alla mineralità che ci portano alla fragranza e alla franchezza di questo tipo. Gusto abboccato, gusto pieno, piacevole la sua mineralità, come del resto mantenuto da una ottima freschezza. Piacevole la persistenza legata anche a una intensità gusto-olfattiva interessante. Direi equilibrato ed armonico. Lo abbinerei con dei crostacei o con degli spaghetti alle vongole per servirlo a una temperatura dai 7 ai 9 gradi. E rieccoci allora in questa straordinaria rotonda di Badoere per concludere questa trasmissione svelandovi questa idea di questi ristoratori, ovvero di quelli di dedicarsi un piatto mascotte che accolga in tutti i 9 ristoranti ovviamente i consumatori, i clienti allo stesso modo. Tiziano Simonato, direttore del BHR, voleva ovviamente puntare il dito su questo progetto, no? Una volta tanto si fa squadra insieme per dare accoglienza. L'accoglienza è l'elemento fondamentale del nostro territorio, collegato alla valorizzazione dei prodotti tipici e all'ottima ristorazione. Penso che siano sicuramente elementi che servono a creare una squadra vincente. Noi ristoratori ci stiamo provando e noi albergatori ci mettiamo del nostro per garantire un'ospitalità adeguata. Infatti c'è anche un pacchetto turistico poi organizzato dalla Proloco di Morgano, www.prolocodimorgano.it, andate un po' a scoprire di cosa si tratta. Grazie Tiziano. Io mi giro allora verso questi 2 cavalli di razza, ovviamente che rappresentano 2 dei 9 ristoratori. Ma inizio con signor Dino, no? Sì. Avete deciso di creare questo piatto mascotte, questa entrée. IGP di Badoere l'avete battezzato. È un piatto semplicissimo, è un entrée che noi portiamo, regaliamo ai nostri clienti. L'uovo viene bollito logicamente, viene lessato, viene separato l'albume dal tuorlo, vengono tagliati a pezzettini, si fanno degli strati. Il primo strato può essere composto dall'albume bianco, quindi in mezzo mettiamo la spuma di asparago. L'asparago bollito viene frullato, viene messo in un sifone, viene spruzzato quindi come spuma per fare il secondo strato. Il terzo strato sarà il tuorlo tagliato sempre a pezzettini con una punta di asparago lessato dentro. Basta. Grazie allora, e andiamo a una variante qui. Vedo una variante perché ricordiamolo che l'asparago di Badoere non è solo quello bianco IGP ma anche quello verde IGP. Fabio. Certamente, l'asparago tipico del territorio ha i 2 colori bianco e verde. Noi nell'IGPino abbiamo fatto uno studio appunto sulla tradizione, sulla storia del modo di mangiare l'asparago qui a Treviso e abbiamo fatto varie elaborazioni all'inizio, quindi abbiamo studiato l'uovo e asparago con l'asparago intero, con l'asparago in mousse, con l'asparago in crema, in modo da poter interpretare quale fosse il piatto migliore. E dopo le varie elaborazioni abbiamo scoperto che l'IGPino, creato così con la mousse dell'asparago verde, l'uovo bollito separato, creava il connubio migliore e da questo siamo partiti con la creazione dell'IGPino, il nostro marchio di qualità nel territorio. Allora, grazie Fabio anche per il tuo racconto pieno di passione e di cultura del cibo. Noi siamo arrivati alla conclusione con una cosa sola da dire, che adesso abbiamo voglia di assaggiare l'IGPino. Noi ci fermiamo qui e Cronache Trevigiane tornerà come sempre la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione. Grazie ancora. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z.